La UIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario provinciale Gero Acquisto, interviene sul dibattito che sta interessando nazionalmente il dopo quota 100. Infatti il prossimo 31 dicembre 2021 si chiuderà la finestra triennale, durante la quale, quota 100, i lavoratori italiani hanno potuto sfruttare la possibilità di accedere a pensioni in anticipo rispetto alle condizioni previste dalla legge Fornero a 67 anni. Nel cantiere della previdenza ritorna quindi con forza il tema della flessibilità in uscita e su questo aspetto il governo e il Parlamento sono chiamati a prendere nettamente una posizione. Il nostro sistema previdenziale ha bisogno di una flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 62 anni, come avviene anche negli altri paesi europei. La fine di quota 100, afferma Gero Acquisto, non può in alcun modo segnare il ritorno ai 67 anni previsti dalla legge Fornero. Per il sindacato della UIL occorre introdurre subito dei provvedimenti che stabiliscono una flessibilità più diffusa, anche come strumento valido per il processo di ristrutturazione nel quale sono impegnate molte imprese familiari italiane. Il recente documento, approvato anche dalla Commissione istituzionale Lavori Gravosi, alla quale la UIL insieme agli altri sindacati hanno dato un contributo rilevantissimo, certifica che non tutti i lavori sono uguali. È necessario quindi che il governo avvii immediatamente un confronto con il sindacato per definire un pacchetto di misure eque e giuste per milioni di lavoratori. Il segretario della UIL di Agrigento Gero Acquisto, insieme al coordinatore della Ital UIL Giovanni Miceli, evidenziano quindi la necessità di interventi rapidi e necessari. Oggi nelle nostre sedi del patronato non siamo in grado di dare purtroppo una risposta concreta alle tante esigenze dei lavoratori che ci chiedono notizie certe sul loro futuro pensionistico. Così afferma anche Giovanni Miceli, riceviamo centinaia di persone confuse riguardo quindi l'accesso alla pensione e fare una consulenza è diventato difficile. È essenziale quindi tutelare il diritto alla pensione, oltremodo impellente nel farlo, cercare di favorire il diritto al lavoro dei giovani. Le due cose sono strettamente correlate. Tante volte sulla carta è stato annunciato il cosiddetto ricambio generazionale, ahimè con risultati decludenti. Nella nostra provincia guardare agli standard europei, conclude Gero Acquisto, sembra un miraggio, ma occorre un impegno incessante per tutti, cambiare le regole del gioco. Noi come organizzazione sindacale saremo in prima linea per dare le risposte che tante volte non vengono date da chi di competenza.